Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Viene da un piccolo paesino della Bassa Padovana un segnale forte, seppur parziale, per aiutare le aziende ad uscire dalla crisi. Il Consiglio Comunale di Urbana ha recentemente stanziato 25.000 euro a favore delle 120 imprese artigiane e commerciali, per lo più di piccole dimensioni, ma che danno lavoro a 350 addetti. Recentemente è stata approvata in Consiglio un'azione importante a favore delle imprese agricole. Sì, imprese agricole e anche imprese artigiane e commerciali, perché ovviamente davanti a questa crisi impellente abbiamo pensato di dare un segnale di sostegno concreto a queste imprese, dando una sorta di contributo, di incentivo su una tassa, sulla TARSU, la tassa per l'asporto rifiuti, una tassa che paga l'impresa che produce, e quindi ci sembrava importante in questo momento aiutare le imprese con questi piccoli contributi economici per dare questo segnale di vicinanza dell'amministrazione comunale verso di loro. Avete fatto una specie di supporto alle aziende? Sì, infatti l'idea era quella di dare questo segnale e cercare di aiutarli in quei costi fissi, in quei costi che vanno veramente a dare dei problemi economici alle aziende, e questa tassa che va di pari passo alla quantità di immondizie che si produce, ci sembrava corretto dare proprio un contributo parametrato con delle percentuali che comunque vanno a premiare le piccole imprese familiari. Infatti fino a una cifra diamo il 100% di contributo sulla tassa pagata, da quella cifra in su si dà una percentuale, proprio per dare veramente aiuto alle piccole imprese. L'amministrazione comunale in piccola parte contribuisce all'uscita dalla crisi? Ma direi di sì, anche se gli importi che dovremmo elargire dovrebbero essere molto alti, ma il Comune non è un ente che può accollarsi una responsabilità e non è anche un ente preposto per dare dei contributi. È più che altro il segnale, perché abbiamo 350-400 addetti impiegati proprio in queste imprese artigiane, prevalentemente artigiane e commerciali, piccole, e sono oltre 120 aziende, quindi è proprio il tessuto portante dell'economia del nostro paesino, e quindi era secondo noi fondamentale dare questo aiuto. Un impegno importante per lo striminzito bilancio di un piccolo paese, ma quando c'è la volontà politica tutto è possibile.